con Paolo Poddighe, fresca rielezione alla direzione generale Sardegna per quanto riguarda l'ANSMES, e oggi una visita pastorale davvero importante con il vescovo di Sassari che a memoria aveva iniziato la sua avventura proprio in Piazza Italia con un'organizzazione proprio di Paolo Poddighe e del suo entourage, una grande realizzazione, e questo vescovo ci pare di poter dire sempre sul pezzo per i giovani e per lo sport. Sì, grazie per gli auguri alla presidenza dell'ANSES, e speriamo di fare bene in questo quadriennio, ma con un gruppo coeso che ci sta dando una grossa mano nell'andare nelle scuole a raccontare le storie di chi ha dato tanto nel mondo dello sport, che sono gli stellati del CONI e del Comitato Paralimpico. Sì, Monsignor Serra venne eletto, nominato proprio quando io ero presidente del Comitato Paralimpico e quando abbiamo organizzato quella bellissima manifestazione in Piazza d'Italia che era la giornata paralimpica con 42 federazioni, e lui ci fece la cortesia e l'onore di essere presente a quella manifestazione e rimase molto colpito dalla rappresentanza del mondo paralimpico nello sport isolano. Oggi viene a trovarci qui all'impianto degli arcieri, all'acquedotto, all'interno dello stadio Vannissanna, è l'unico impianto di tiro con l'arco in Sardegna, una società storica, gli arcieri di Torre Sassari, che hanno fatto la storia del tiro con l'arco in Sardegna, e credo che questo sia un grande riconoscimento da parte di un grande personaggio del mondo ecclesiastico, la più alta carica nel nostro territorio, e questo ci fa onore.